Buon pomeriggio a tutti appassionati di futsal, benvenuti qui dal Palamanno di Barcellona Pozzo di Gotto, benvenuti a Palermo Futsal Club contro Orsa Promosport, benvenuti a quella che è la semifinale per l'accesso alla finalissima di Coppa Trinacria. Ovviamente stiamo parlando della Coppa regionale per le squadre di Serie D di calcio a 5. Un attimo di preparazione per i ragazzi in campo e poi sarà solamente ostilità al centro del nuovo Palamanno che oggi vede giocare per la prima volta anche l'Orsa Promosport, che oggi scenderà in campo con Chillari, capitano e portierone, poi Blasco, Arcoraci, Scala Salamita, Sottile, Gaetano Previti e Pietro Previti, Barresi e Torre. Quanto riguarda invece il Palermo Futsal, parliamo ovviamente della squadra che ha vinto il girone B della Serie D Palermitana. Sentiamo l'urlo ragazzi di mister Gentile che oggi ha scelto per di Chix che l'importa, poi Lopez, Bilitteri, Vivarelli, Sugion, La Fiura, Chinnici, Leto, Lario, Catania e Gennaro. Siamo già pronti. Davanti a noi c'è anche l'arbitro della gara, ovvero il signor Michele Merlino, che andrà a quindi regolamentare tutto quello che succederà all'interno di questo parquet gommato molto particolare e caratteristico. Aspetta finitamente il fischio dell'arbitro che avverrà a breve. Sente il fischio del signor Merlino e si potrà cominciare, andremo anche a dire qualche chicca in giro per il nostro commento. Poi appunto il Palermo Futsal, vincitore del venerdì, ha anche vinto la Coppa Trinacria, ovviamente quella destinata alle squadre palermitane. Invece sappiamo benissimo che Barcellona Pozzo di Gotto è praticamente un imperio in termini calcistici e calciattistici qui in Sicilia. Quindi la gara inizia con Lone pronto per i gialli che cominciano subito ad attaccare. Qualche difficoltà però comunque hanno chiuso i ragazzi di mister Gentile, che iniziano quindi il primo possesso subito con Sugion. Vede centralmente un'altra volta qui, attenzione sempre a Chillari che mette a correre, in questo caso Torre. È stato bravo Sugion a credere nella corsa qua dopo il passaggio di Chinnici. Comunque abbiamo visto uno dei principali totem della squadra di casa, ovvero il portierone Chillari, anche capitano e soprattutto goleador, 4 gol in stagione per lui. Adesso la palla si era persa nel frattempo sul fondo laterale, credo, è proprio così, questo parquet gommato, come dicevo prima, del campo del Palamanno. Attenzione allora a Sugion, può andare sempre Sugion, va verso la Fiura, può girare appunto qui ancora una volta, viene ripreso però al Barcellona che può andare per vie mancine, un'altra volta con il possesso palla al centro, bravissimo per Di Chizzi, un'altra volta, poi però sbaglia il rilancio, si è fatto male nel frattempo per Di Chizzi. È rimasto a terra il portiere del Palermo Futsal. Bisogna capire ovviamente cosa sia successo qui all'estremo difensore della formazione ospite, che già aveva fatto un intervento in uscita, forse proprio su questo intervento un contatto con un altro calciatore oppure semplicemente un movimento fatto male ha portato poi a questo momento complicato per lui. Dovrebbe però essersi ripresa. Allora passiamo subito dall'altra parte del campo, dove il signor Merlino ridarà adesso il pallone
all'Orsa e quindi a Salamita. Ancora il numero 10 può andare, sempre Salamita. Può provare addirittura il destro, non impensierisce qui Perdichissi. Allora palla che si perde sul fondo, proprio il numero 1 che sembrerebbe essersi rimesso, mette il pallone in movimento. Sujon prova il break un'altra volta, in questo caso Chinnici la prende però Killari in maniera anche abbastanza tranquilla e allora può rientrare l'Orsa con un'altra volta Salamita, un altro dei grandi bomber della stagione dei biancogialli. Attenzione all'inserimento qui per vie centrali da parte del numero 5 dell'Orsa Arcoraci. Qua c'è un fallo commesso proprio da Arcoraci ai danni di uno dei giocatori al Palermo Futsal, che quindi può andare anche senza forzare la manovra. Ovviamente siamo ancora nel corso dei primi 3 minuti di gioco. Allora Sujon guarda possibili soluzioni e trova all'altra parte, anche se intervallato da giocatori in maglia gialla. In questo caso un'altra volta esce perfettamente Gennaro e poi viene fermato. Può andare Salamite, ancora lui si gira, prova la giocata di destro, è bravissimo Perdichissi a dirgli no e poi prova addirittura il tiro. Qui Perdichissi aveva visto Killari fuori dai pali, probabilmente l'avrà anche studiato, sa che al portiere dell'Orsa piace questo tipo di gioco offensivo. Palla di nuovo avanti, di nuovo per il numero 10 della formazione di casa, ovvero Salamita. Dall'altra parte c'è il capitano del Palermo Futsal, La Fiura, che già ha girato il pallone, può andare su Gionalì, vede Gennaro, appoggia il tiro da parte di Chinnici, la parata, la risposta da parte di Killari. Si alza l'urlo dei sostenitori rosanero. Provato il tentativo alla distanza, in questo caso il numero 10 Chinnici. Palla per Sugionali, la lascia ancora a La Fiura, gli ha messo il piede qua Killari, non poteva andare in porta La Fiura, però c'era pericolosissimo Gennaro in quella posizione. Scambio che non si chiude qui, allora può andare ancora l'Orsa, fermato però Torre, un'altra volta Gennaro, a sua volta viene bloccato sempre la Torre che la apre stavolta, Arcoraci viene fermato da Sugioni che può andare, ma è bravissimo un'altra volta, un altro break difensivo che si trasforma subito in contropiede, in questo caso per l'Orsa. Bravo ancora una volta in questo caso il numero 4 Blasco, che però poi è stato fermato in questa occasione. Allora palla ancora una volta per Salamita, che andrà con ogni probabilità a cercare qualcuno degli effettivi al centro della riga di Perdichissi. Va invece lontano e sbaglia in questa occasione. Può andare Gennaro che apre dalle parti della Fiura, fermato un'altra volta da Killari, un'altra volta esce perfettamente il portiere dell'Orsa. E comunque un ottimo break soprattutto da parte di Gennaro, che aveva recuperato palla, aveva capito le intenzioni di Salamita ed era riuscito a creare un contropiede che però si è fermato dalle parti del portiere della squadra di casa, ovvero Killari. Palla ancora per Salamita, adesso aspetta un pochettino l'Orsa, non vuole correre più di tanto, sbaglia però nel primo tentativo di verticalizzazione, riprende palla subito Torre, esterno della rete, ha provato a fare male così con un altro recupero palla, tanti errori singoli, tanti errori personali in questo momento, poco coraggio, ma comunque nel pressing le due squadre sono molto accese. Attenzione allora ancora a giro palla, l'errore per la parte del Palermo Futsal, deve ripartire quindi l'Orsa, però aspetta Salamita, aspettava magari un passaggio che potesse convincerlo maggiormente, non l'ha trovato e quindi rimane ancora possesso per i gialli. Blasco chiamato in causa, vede subito avanti Torre che fa la sponda per
in questo caso Arcoraci, riprende palla la Fiura che vede Gennaro solissimo, la parata e poi il tiro, un'altra volta arriva il gol proprio di Sugion lì, sulla ribattuta c'è l'1-0 da parte del Palermo Futsal, l'ha segnato lì, non conta come assist il tiro di Gennaro, ma cambia davvero poco, arriva la rete del Palermo Futsal. Si aggiorna il punteggio, arriva il gol di Ali, quindi mette avanti di 1 il Palermo Futsal. Ricordiamo che è una doppia sfida, andata e ritorno, ogni gol può valere nel corso dei 120 minuti che vedranno contrapposti Orsa e Palermo Futsal. In questo caso nei primi 8 è arrivato già il primo gol, l'ha segnato Ali. Attenzione ancora Arcoraci, fermato in questo caso da Gennaro un'altra volta, e allora ancora pallone per l'Orsa. Aspetta qui, in questo caso numero 4 può andare allora Sugion. Fermato 2 volte Sugion, in questo caso in maniera irregolare da parte di Blasco. Chiamano il giallo i tifosi del Palermo, per il signor Merlino è solamente calcio di punizione, comunque in posizione pericolosa, in questo caso per il Palermo Futsal. Si rialza Sugion lì, aiutato proprio dal signor Merlino, il direttore di gara della partita di oggi, della sezione di Messina. Adesso c'è un calcio di punizione, come dicevamo poc'anzi, andrà proprio Chinnici. Sbaglia però qui Chinnici, attenzione, la parte di contropiede con Blasco, fermato, e poi qua bravissimo un'altra volta per Di Chizzi. Blasco è stato fermato dal numero 1 del Palermo Futsal, incredibile, da una possibile punizione pericolosa si era generato un errore da parte di Chinnici e il conseguente contropiede di Blasco. Esce Chillari, trova in questo caso ancora una volta Blasco, che però non viene fermato in maniera irregolare secondo signor Merlino. Ha rischiato qui il Palermo. Adesso può andare ancora con Chinnici. Sugion può andare. La Fiura spinto Sugion, comunque palla per Gennaro che gioca la pivot. La riappoggia a Capitan La Fiura, può fare quello che vuole in questo momento, pressing che non c'è per lui, c'è invece per Sugion che può andare ancora La Fiura. Chinnici prova lo scambio sempre col capitano, arriva La Fiura, fermato in calcio d'angolo da Arcoraci. Si mette proprio lì signor Merlino, 10 di gioco, Palermo in vantaggio. Ha segnato qualche istante fa Sugion, la maglia numero 8 ha sbloccato il match proprio al minuto numero 8. Fa un bel avverso, La Fiura che è incredibilmente liscia, riesce comunque a arrivare sul pallone, ma il campo finisce, allora sarà di nuovo possesso per l'Orsa. Ha rischiato qui La Fiura, è stato bravo a mantenere comunque calma l'offensiva dei gialli, che provano a ripartire in contropiede. Già qualche volta hanno preoccupato il Palermo, e soprattutto per Di Chizzi che si è esibito in ottime parate. Attenzione poi qua ancora all'Orsa che prova ad agire, aggirando il primo pressing da parte dei nerorosa. Un'altra volta palla verso il terminale offensivo nuovo, perché è uscito Torre, adesso è entrato tra le fila dei barcellonesi, è entrato Pietro Previti. Sugion, palla per il numero 8, prova a scudellarla verso Chinnici, tocca proprio Pietro Previti. Allora, mentre la sfera esce dall'avveniristico Palaman, nuovo palazzetto, non so se si può chiamare, sicuramente una struttura stile
tendario. Su John lascia il pallone al centro, attenzione, la Fiura si gira, si era girato qui la Fiura ma non è riuscito a centrare la porta da distanza comunque abbastanza ravvicinata. Ottima idea di Su John di mettere il pallone al centro, fermato però dall'imprecisione in questo caso la Fiura. Blasco di nuovo per Previti. Adesso continua a girare, sono adesso due i Previti in campo, Gaetano e Pietro. Attenzione a Salamita, prova a mettersi il pallone sul destro per tirare, lo capisce prima la Fiura, lo ferma e poi attenzione al pressing che prova qui ad apportare in questo caso il Palermo. Rimessa laterale per gli ospiti, è entrato nel frattempo Catania tra le fila di mister Gentile, la prima vera mossa dell'allenatore campione del girone B della Serie D. Su John verso un'altra volta Chinnici, è stato Gennaro a lasciare il posto a Catania. Catania, questa soluzione che aveva provato a creare Chinnici. Il tiro di Su John, palo! Sfortunato qui Su John, che voleva raddoppiare subito, ha colpito il palo, sembrava pronto per continuare a creare qualcosa, in realtà ha voluto fare tutto lui con un tiro che però si è fermato dalle parti del legno esterno della porta difesa da Chillari. E allora ancora Previti, prova a subentrare, fermato Pietro Previti, palla per la Fiura che la perde, il tiro provato in questo caso da Gaetano Previti, esce e non di poco il pallone tirato verso la porta di Perdichizzi al numero 18. Su John, qualche altra mossa forse per mister Gentile, nel frattempo entra la Fiura ancora verso Su John. Non si sono capiti qui i due, ma c'è un tocco da parte di un giocatore della squadra di casa, allora può andare di nuovo il Palermo, sempre con Su John. Dietro verso la Fiura, non arriva la deviazione da parte di Catania. Allora Pietro Previti porta avanti il pallone, quindi alza il baricentro dell'Orsa. Gaetano Previti, il controllo ancora da parte di Salamita. Previti, Blasco, continua il giro palla da parte dei padroni di casa, prova Salamita, un break che sbaglia, attenzione a Catania, se ne va con doppio passo Catania, un'altra volta esce in chiusura bassa Chillari. Attenzione al corner, proverà qui Catania, comincia a contare Merlino, sbaglia Catania, può scappare quindi un'altra volta, attenzione a Salamita, palo pure per il numero 10 dell'Orsa, aveva fatto tutto da solo, adesso colpisce anche lui il legno esterno. Dopo poco fa il palo di Su John, un altro palo, quindi si aggiunge alla cronaca della gara. La Fiura, palla per Billitteri, è entrato in campo, attenzione ancora a Chinnici, nel centro fermato Chinnici, allora può proseguire l'azione dell'Orsa, ha provato qui a scappare Gaetano Previti, è stato fermato e allora ancora palla per Chillari, che addirittura forse aveva provato il tiro. Salamita cercava di riciclare questo tentativo verso la porta di Perdichizzi da parte dell'altro portiere in campo. Catania, Billitteri riappoggia alla Fiura, sempre Chinnici,
Instancabile il numero 10, vede ancora la fila dietro, cade a terra il numero 4 del Palermo, stiamo parlando di Billitteri. Non c'è nulla, il pallone si perde sul fondo laterale e allora sarà rimessa in favore dell'Orsa. Ancora Previti. Blasco non si capisce con Pietro Previti. Allora si perde un altro pallone, in questo caso per i ragazzi in maglia gialla, che hanno fatto un campionato comunque importante nel girone di Serie D dedicato alle squadre di Barcellona Pozzolligotto. Secondi, sono stati promossi in Serie C2 grazie ai playoff, hanno battuto per 6-5 il Sant'Agata, terzo classificato, mentre non sta tempo ancora ai gialli che provano a non soccombere dietro al giro palla, al possesso, in questo caso dei rosanero. Ha provato poi Catania a cercare un altro pallone in mezzo per un possibile inserimento da parte di Vito La Fiura. Finisce nel frattempo, finiscono i primi 15 minuti di gioco, c'è un time out chiamato dalla formazione di casa. 1-0 per il punteggio qui al Palamanno di Barcellona Pozzolligotto, 1-0 tra Orsa Promosport e Palermo Futsal in favore dei rosa. Quindi per essere più precisi, magari anche per quelli più pignoli, stiamo parlando di uno 0-1 in favore della squadra venuta da Palermo, campione della Coppa Trinacria della provincia palermitana. Ricordiamo che in questa fase finale andranno a giocarsi le loro chance di vincere la Coppa Trinacria, le squadre che hanno vinto la fase provinciale. In questo caso l'Orsa Promosport ha vinto quella dedicata alle squadre di Barcellona Pozzolligotto, e come dicevo anche in apertura hanno praticamente un campionato a parte. Erano 11 all'inizio, poi sono diventate 10 in corsa, 10 squadre per un paese comunque che si estende per un largo tratto della provincia messinese. Non fa provincia per la geopolitica siciliana, fa invece provincia nel calcio della Trinacria, soprattutto nel calcio a 5, dove ha proprio 10 squadre. Attenzione ancora a Torre che prova a girare un pallone che gli è arrivato nel frattempo quando abbiamo ripreso la cronaca del nostro match, di quello che stiamo vedendo proprio in questo momento tra Orsa Promosport e Palermo Futsal Club. 1-0, gol all'8° minuto di Sugiona lì. Attenzione poi a Billitteri che prova a trovare un punto di incontro con la sfera, cercando anche qualcuno dei suoi compagni. In questo caso c'è buon Chinnici che prova a giocare col pallone, per lui anche un tiro tentato verso la porta di Hillary, grande risposta da parte del numero 1 che si è esibito più volte in interventi degni di nota. Attenzione al tiro deviato, traversa, incredibile, tiro deviato di Chinnici da parte di un giocatore dell'Orsa, colpisce la traversa, infatti è rimessa per il Palermo Futsal, anzi calcio d'angolo per essere precisi. Andrà Billitteri dietro il tiro di La Fiura che esce sul fondo, ha provato a rasoiata col destro il capitano del Palermo. E allora Hillary ha messo subito il pallone in corsa per Blasco, ancora quindi Previti che gira verso l'altro Previti in campo, come prima con due in distinta per l'Orsa. Ottima qui la prima pressione portata avanti dal Palermo, in questo caso dal numero 7, la formazione di Natale Gentile, ovvero Luca Vivarelli. Previti, ottimo il pallone ancora per Blasca che rientra e trova un'altra volta Previti, sempre 4 a giocare con Pietro Previti, la tocca per ultimo Billitteri, sarà calcio d'angolo quindi per l'Orsa che prova a spingere. E attenzione, ovviamente
la squadra di casa. Blasco, tiro che però finisce completamente al lato. Esce momentaneamente Vito La Fiura, rientra in campo Gennaro. Attenzione adesso ancora al Palermo che prova a sfruttare la freschezza di Vivarelli appena entrato in campo. Sbaglia il passaggio qui Birindelli. Attenzione ancora al pallone buono. Fermato da Vivarelli. Era stato Billitteri a sbagliare questo passaggio. E allora palla ancora per l'Orsa. Torre. Attenzione a Previti che prova a entrare. Aveva cercato sempre il 31. Molto giovane, ma vedete già la fisica che lo ha sicuramente aiutato. Spinge proprio da Torre. Hanno fede al suo cognome. Attenzione ancora quindi al numero 31 che prova a girarsi. Grande la giocata personale. Ancora Torre, fermato, e poi è bravissimo un'altra volta Billitteri a dire di no. Tanta confusione però in mezzo al campo. L'ultimo tocco è da parte di Blasco. E allora è rimessa per Di Chizzi, che può andare alla battuta con le mani. 20 sul cronometro, 2/3 del primo tempo se ne sono andati. Mancano solo 10 minuti più eventuale recupero, più ovviamente il resto degli altri 30 secondi di gioco ripersi per il time out, e poi sarà ripresa a 30 minuti. Attenzione poi qua a il buon Chimici che aveva creduto nel taglio di Sujon, che nel frattempo è rientrato in campo. Anche Gennaro, come dicevo prima, ha fatto qualche minuto di pausa ed è rientrato nel quartetto di movimento schierato in questo momento da mister Natale Gentile. Per quanto riguarda invece il club di casa, l'Orsa Promosport, è rientrato in campo Salamita che adesso prende palla proprio davanti a noi. È bravissimo Gennaro a riprendergliela, però ancora Gennaro subentra, c'è un fallo di Gennaro che ha colpito con il gomito. A questo punto ci viene da pensare Salamita. Giallo per Gennaro. Si lamentano i sostenitori del Palermo. Anche Gennaro, lo vedete, non ha sicuramente una faccia di una persona convinta di quello che è successo. Da chiedere scusa a Salamita. Adesso si vede da là, ragazzi. è ancora a terra Salamita. Chillari lo vedete già pronto a battere la punizione, forse vuole sorprendere per Di Chizzi, poi preferisce regalare il possesso ai suoi compagni e quindi usare la testa, usare sicuramente la mente. Sbaglia però qui Salamita. Attenzione poi un'altra volta al taglio che non si chiude tra Gennaro e Vivarelli. 25 e 26 sul cronometro di gara. Chillari prova a dare manforte ai suoi, cercando di spronarli con qualche urlo liberatore. Nel frattempo il pallone è ancora per i gialli, ancora per Salamita. Non arriva l'aiuto a Blasco, che il numero 4 aveva richiesto in questa azione particolare. Allora arriva la chiusura invece da parte dei giocatori del Palermo. Blasco, ancora lui. Orsa che non è stato veramente pericoloso. Attenzione adesso a Torre, fermato dall'esperienza di Chimici, che poi mette in moto su John Ali. Ancora su John. Attenzione poi al tiro provato qui da Gennaro. Abbiamo visto il movimento di Sujon che ha completamente tirato fuori un difensore dell'Orsa e quindi Gennaro era pronto per andare alla conclusione, murato per la Salamita. Allora calcio d'angolo, andrà sempre su John, il tocco da parte di Chimici, un'altra volta rimessa, un'altra volta per su John. Ha trovato la soluzione forte verso il portiere, il numero 8. Adesso si rinnova il duello
Salamita, Gennaro. Stavolta ad aver ragione è il numero 22 perché ottiene rimessa. Palla per Sujon, quindi, che vede Vivarelli, non riesce però nella sponda con Gennaro. Attenzione a Salamita, bloccato, allora ancora su John, sempre verso Gennaro che prova la giocata, e bravo Killari e soprattutto coraggioso a subentrare in questa azione personale che stava portando Gennaro in porta. Palla quindi ancora per l'Orsa che può andare, 28 sul cronometro di gara, 1-0 per il Palermo. Vivarelli, fermato da Torre che può andare, ancora Torre, la giocata che si infrange un'altra volta su Chinnici, su John, gioca di suola, ancora su John, fermati in maniera regolare in questo caso da Gaetano Previti, che poi va anche a dire qualche parola all'autore del gol che sta decidendo la gara in questo momento. Palla per Sujon, Chinnici, ancora lui, subentra al centro, fermato un'altra volta da Blasco, e allora andrà Chinnici, ha cercato qui Vivarelli, è bravo un'altra volta, attento soprattutto Blasco a spazzare, si perde un'altra volta in questi calci piazzati il Palermo Futsal, prova schemi che però ancora non sono riusciti alla formazione rosanero, che è avanti, lo ricordiamo, grazie al guizzo di Sujon, che è riuscito a rimediare in gol un tiro di Gennaro precedentemente murato da Killari. Sbaglia la battuta, in questo caso Gennaro. Quindi può andare l'Orsa. 30 ora. Attenzione a Blasco che subentra. Palo un'altra volta, colpito qui dall'Orsa. Aveva presa per Di Chizzi, l'ha sfiorata non in maniera decisa e convinta. Fatto sta che è bastato per mettere il pallone sul palo. Un'altra volta è il terzo della gara, il secondo dell'Orsa. Salamita non tiene il pallone in campo, allora il signor Merlino inizia anche a guardare il cronometro, visto che proprio in questo momento entriamo al 30° di gioco. Chinnici giostra la sua squadra in questo momento, avete visto il movimento per liberare Vivarelli, fa proprio il taglio su John, fermato un'altra volta la Salamita che riesce nella giocata personale ma non riesce a superare nuovamente su John. Mister Gentile regala palla al numero 10 avversario, si continua a giocare, probabilmente si dà quel minuto perso per il time out che aveva chiamato la squadra di casa. Attenzione ancora qui a Salamita, avete visto il gesto del signor Merlino, sono 2 i minuti di recupero concessi perché siamo al 31esimo, manca ancora un minuto, fallo qui commesso da Blasco proprio davanti alla nostra postazione ai danni di Luca Vivarelli, che lo vedete, dice calma, calma, chiedevano un giallo i tifosi del Palermo e lo ottengono a dire il vero, perché viene ammonito Blasco, il secondo cartellino della gara dopo quello uscito ai danni di Gennaro per via di quella gomitata con la quale si era liberato poc'anzi in queste zone di campo dove in questo momento il pallone ai danni di Salamita. Chinnici che poco fa aveva sbagliato un passaggio del genere aprendo il campo e l'avversario, e poi Killari prova addirittura il tiro. Avevo detto all'inizio della telecronaca, Killari è uno dei bomber principali dell'Orsa, nonostante sia un portiere. Ha fatto diversi gol, è un esperto di questi rilanci velenosi che trafiggono gli estremi difensori avversari. Vivarelli, giro palla per ora calmo del Palermo, arriviamo adesso al 32esimo. Signor Merlino ha il fischietto in bocca ma aspetta l'ultima azione del Palermo.
Sujon se ne va, ancora al centro, Sujon, l'ultimo tocco da parte di Blasco e quindi sarà rimessa in fase d'attacco per chiudere questo primo tempo per il Palermo. Si alza l'urlo dei tifosi del Palermo cercando quantomeno di dare manforte all'avanzata della squadra. Finisce però la prima frazione, finisce con l'1-0 in questo momento che sta maturando qui al Palamanno di Barcellona Pozzo di Gotto. 1-0 tra Palermo Futsal Club e Orsa Promosport. Per ora sta decidendo il gol di Sujon all'8° minuto, e tra pochissimo. Queste partite non è facile e bello giocarlo perché in un play-out alla fine è un dentro-fuori, quindi insomma i ragazzi erano tesi, diciamo che è stata la vittoria del gruppo, dei sacrifici fatti da parte dello staff e dei ragazzi. Siamo strafelici perché se lo meritano veramente. Tra tante difficoltà, anzi tutto l'anno, cambi di allenatore, campo in pessime condizioni, infatti la dice lunga sul fatto che non vincevamo qua da 5 mesi. Non c'è cosa più bella che abbiamo vinto oggi in un play-out. Il calcio di rigore era netto, io ero a 20 metri, Speruzza ha superato il diretto avversario, l'ha buttato a terra, l'ha steso, quindi era rigore netto. Al di là di questo la squadra veramente è stata concentrata per tutti i 100 minuti, ha dato l'anima sotto 25 gradi, quindi insomma salvezza meritatissima. Abbiamo trasmesso tutta la serenità possibile perché insomma arrivare in una partita del genere tesi ovviamente non giovava, quindi insomma l'abbiamo vissuta in maniera molto serena, consapevoli dei nostri mezzi e di quello che potevamo dare. Alla fine veramente abbiamo dato tutto, l'anima, i ragazzi hanno dato l'anima, questa è la vittoria del gruppo, io sono contento per loro, sono contentissimo al di là dei sacrifici di tutti noi, miei, della dirigenza, ma strafelici per questo gruppo. Con la dirigenza c'è un rapporto di stima e di fiducia reciproco. Sicuramente penso che non ci saranno delle difficoltà in merito a questo concetto. Per me è stata una grandissima esperienza, 3 mesi diciamo sulla panchina del Casteldaccia, subentrato anche ad un carissimo amico come Marco Minè, quindi insomma sono strafelice a livello personale per quello che ho dato e sicuramente i ragazzi mi hanno dato anche tantissimo facendomi crescere in alcune circostanze, quindi insomma è la vittoria di tutti, come ripeto, è la vittoria di tutti. Sarà una partita, ci sarà una partita dentro fuori, sono sempre partite che uno sente durante la settimana, però eravamo consapevoli di averle preparate al meglio e poi sì, il rigore l'ho procurato e l'ho trasformato. Ci sono episodi che poi decidono la partita. E praticamente io ho anticipato la corsa dell'avversario, mi sono messo davanti, poi lui diciamo un po' ingenuamente, però sono frangenti, si è messo davanti, mi ha buttato a terra, era netto il rigore. Il mister ha detto poc'anzi, l'abbiamo preparata, eravamo consapevoli di averla preparata al meglio. Intanto ci ha detto, mi ha colpito una frase che ci ha detto prima di entrare in campo, ha detto ragazzi mi raccomando divertitevi e questo è quello di importante, poi il resto viene da sé. L'abbiamo preparata al miglior dei modi, eravamo quasi convinti di vincerla, eravamo partiti con altre ambizioni, poi il calcio è così, sono annate, non è stata la migliore dei modi, però fortunatamente l'abbiamo conclusa al miglior modo possibile. Quando ero a Sant'Agata avevo 19 anni, stavo lì, ero diciamo, un ragazzino, adesso sono molto più maturo sia in campo che fuori. In quest'anno, dopo una settimana, pensavo di essere qua già da 2 anni praticamente, il gruppo mi ha accolto il miglior dei modi, la società è sanissima, tengo a precisarlo. A livello personale sinceramente mi aspettavo un po' di più, volevo raggiungere la doppia cifra e soprattutto salvarci molto prima che con un play-out, però tutto sommato ha fatto 7 gol, la reputo positiva. Non siamo una squadra che in casa facciamo chissà quali risultati perché l'ultima partita vinta in casa era del 17 dicembre, quindi vedi tu, erano 5 mesi che non vincevamo qui dentro, però i ragazzi hanno lavorato bene in settimana, l'hanno approcciata bene sin dall'inizio,
e quindi lo sfogo è perché è stata una stagione veramente assurda. Eravamo partiti con un'altra idea, ci siamo ritrovati all'opposto e ora stanno venendo, mi hanno bagnato tutto. Grande direttore, grande, sei grandissimo, grande! E quindi lo sfogo è per questo, perché diciamo la stagione è stata altalenante e quindi diciamo è meritata, per come è arrivata è meritata, non ce l'aspettavamo, no. Inizio anno no, poi è stato un momento della giornata, della stagione in cui io pensavo di scendere direttamente, dico la verità. Poi siamo riusciti a... Il numero uno. Poi siamo riusciti con la cura restivo a fare 10 punti in 4 partite e lì abbiamo creduto di potercela fare, però poi insomma giocarci il payout in casa era diciamo la conclusione perfetta per terminare la stagione in maniera positiva. Rivedrò grazie a voi le immagini, dalla panchina sembrava di sì, tipo un'ancata su Giovanni mentre entra in aria. Dal vivo mi è sembrato di sì, poi devo rivedere le immagini, le rivedrò. Spero che c'era, non c'era, alla fine l'ha dato e va bene così per noi. Io non so se sarò, dico poi Sportisti li sarà protagonista, penso in settimana di qualche cosa di più particolare, però se io potessi decidere il prossimo anno direi di sì, però non so se lo farò. Ecco. Mi devo sedere col presidente, quindi non so se lo sarò, però penso che bisogna continuare a fare un po' di gruppo, di famiglia come abbiamo fatto sempre e avere magari un po' più di fortuna e prendere qualche giocatore un po' più di categoria, magari solo questo, diciamo. Non lo so, il futuro ormai io non lo posso dire in questo momento. Ecco. Il sindaco ha già fatto approvare un progetto equivalente a 5 milioni di euro, lo so anche perché io lo collaboro con il sindaco, e cominciando dagli spalti, dagli spogliatoi, dalle torri faro, ed entro il 2026 devono per forza di cose terminare i lavori, compreso il sintetico. Quindi siamo al 2024, massimo 2 anni e qua sarà tutto diciamo rivoluzionato. Sta per ricominciare qui la sfida al Palamano di Barcellona Pozzo di Gotto, come vedete anche alla grafica in sovrimpressione. È 1-0 per il Palermo, ha segnato l'8° minuto di gioco il buon Sujon, che ha rimediato in gol un tiro precedentemente parlato da Chillari ai danni di Chinnici. Adesso vedete il signor Merlino dare il via alla seconda frazione. Si parte adesso con il primo possesso per i rosa. La Fiura rientrato in campo in questo inizio di ripresa, gli ultimi minuti del primo tempo li ha svolti interamente in panchina dopo una buona ventina di primi giocati praticamente senza alcun momento di sosta. Previti apre verso il suo compagno più vicino, continua il giro palla da parte dei ragazzi maglia gialla, sempre a cercare un buco, un varco che a difesa schierata raramente hanno trovato nel Palermo. Diciamo che le principali occasioni hanno avute con i contropiedi possibili, come questo qua che voleva creare in questo caso il Palermo grazie al pallone che stava per riprendere, ma per poco non riuscì a tenerlo in campo. L'ha appena entrato Leto, assente sul terreno di gioco nella prima parte di gara, adesso fa il suo ingresso in campo proprio all'inizio di questo secondo tempo. Chinnici all'altro lato che prova adesso a librare il sinistro, forse per l'attimo giusto, allora deve riappoggiarsi dietro Chinnici, lo fa dalle parti di Leto che aveva perso il pallone nel primo controllo. C'è anche Lopez in campo per il Palermo, anche lui entra in corso d'opera in questo secondo tempo dopo non aver toccato il campo nel primo.
La Fiura, non è per lui, si propone Lopez, La Fiura vede di nuovo Chinnici, allora il tiro di La Fiura che esce male, attenzione perché rimane lì la sfera e c'è il miracolo in questo caso da parte di Tillari, anzi no, primo tocco di Tillari, poi l'ultimo in realtà è stato proprio di Chinnici e quindi sbaglia una cosa clamorosa, probabilmente un rimballo che ha tradito qui il numero 10 davanti alla porta di Tillari, che già si era esibito in paratone nel primo tempo, lui che è uno dei principali goleador della formazione di casa. L'anomalia è che quelle 4 reti stagionali le ha segnate dal ruolo che gli compete, ovvero il portiere. Chinnici potrebbe scappare Chinnici, poi però preferisce andare verso Lopez, ancora il numero 10, La Fiura torna dietro per bilanciare la squadra, allora ancora Chinnici che vede Leto, il tiro però viene un'altra volta prontamente bloccato, quantomeno respinto da Tillari, non trattiene, quindi concede calcio d'angolo. È uno schema, non lo capisce però nessuno, c'è Perdichizzi che arriva sul pallone. Perdichizzi, il pallone arriva dalle parti di Arcoraci, anche il numero 5 rientra in campo dopo qualche minuto di pausa. Leto. Palla per Lopez. Chinnici. Recupera palla Previti. Allora, attenzione ancora al pallone buono per Salamita, ha rischiato qui Palermo, Salamita forse ha anticipato un po' quello che doveva essere il destro verso la porta di Perdichizzi. Attenzione nel frattempo a Chinnici che apre dalle parti di Lopez, controlla Leto, riappoggia Lopez e va fuori il pallone che ha provato a scaraventare dentro la porta di Tillari, in questo caso Lopez. ...34 sul cronometro di gara appena conclusi, contando anche ovviamente i 30 più 2 di recupero del primo. Attenzione adesso a Leto, toccato in maniera irregolare, in questo caso da Blasco che sa di aver fatto fallo, anche lui ammonito così come Gennaro nel corso della prima frazione. E allora calcio di punizione comandato qui dal signor Merlino, andrà Vito La Fiura a batterla. Sistema la barriera Tillari, La Fiura ha comunque un po' di angolo per cercare la porta, va il 9, colpisce proprio Tillari e poi va lontano, più lontano che può Previti per evitare eventuali ripartenze. Comunque Perdichizzi mette il pallone a disposizione di Leto e Chinnici. Lopez, La Fiura, l'ultimo tocco, Vito La Fiura, sconsolato il capitano proprio davanti alla nostra postazione. Andrà quindi nella battuta di questa rimessa l'Orsa. Attenzione ancora al pallone che prova a manovrare Previti, sempre Previti fermato e poi in qualche modo è riuscito a guadagnare anche rimessa, anzi no. Il signor Merlino aveva sbagliato il braccio, si era confuso, ovviamente la rimessa era del Palermo, era un po' strano il fatto che fosse dell'Orsa. Piccolo imprevisto, nulla di particolare comunque in direzione di gara, per ora ottima da parte del signor Merlino. Gara che comunque i protagonisti che lo stanno aiutando, partita molto calma, molto tecnica anche delle squadre, è da 37 minuti praticamente che si studiano a vicenda, però cercano di sfruttare solamente gli svarioni offensivi tipo questo. Attenzione, può andare un'altra volta Salamita, Perdichizzi
in uscita bassa, e attenzione quindi ancora al Palermo, ancora con la Piura. Chinnici ha rischiato un'altra volta, però la formazione di mister Gentile, che è tutto che contento per questi errori da matita blu. Sistema il pallone un'altra volta nei piedi della Piura Lopez. Prova Chinnici, che può subentrare, ancora Chinnici, bloccato 2 volte. Attenzione alla corsa di Salamita, che apre ancora nelle parti di Previti, che ha provato il tiro verso la porta di Perdicizzi, che adesso vuole subito mettere il pallone in gioco. Preferisce però riappoggiarsi a Chinnici. Adesso si sta iniziando ad accendere la partita. La Piura per Lopez, Chinnici, ancora la Piura, se ne va con una giocata, la Piura! Illusione del gol per via della traiettoria che aveva preso il pallone. Grande giocata di Vito La Piura. Di nuovo sfera per i giallo-bianchi. Attenzione poi qua per De Chizzi, che rischia qualcosa nell'uscita. E poi l'ultimo tocco di Salamita era andato a chiudere per De Chizzi, uscendo dalla zona di rigore, ha rischiato qualcosa. Lopez a cercare un'altra volta la Piura, che gioca da pivot per ora. Sempre la Piura, ritorna da Chinnici. Di nuovo assetto offensivo per il Palermo. Chinnici. Pallone ancora per il numero 10. Il tocco è proprio di Chinnici nella mischia che si era creata in quella parte di campo. Bravo la Piura nel frattempo qua a capire le intenzioni di Gaetano Previti, che cede il pallone ancora a Salamita. Blasco fermato, può andare quindi Chinnici dalle parti di Suggion, appena entrato Suggion, tunnel a Previti, ma che lascia il tempo che trova, perché riprende il pallone Chillari, che comunque deve per forza di cose subito cedere il pallone qua al suo compagno più vicino, poi perde la palla Arcoraci. Quindi di nuovo Palermo Futsal con il possesso, prova a entrare, qui nel frattempo Lopez, deviato il tentativo di tiro da Arcoraci, ancora Lopez, però non riesce a trovare nessuno al centro. Lollo Lopez, 40 sul cronometro del signor Merlino. Attenzione a Salamita, ancora il numero 10, riesce con ottima giocata a liberarsi della prima pressione, ma riprende palla su John, toccato in maniera regolare da Salamita. Ancora il numero 10, deviazione da parte di Vito La Piura, rimessa quindi per l'Orsa. Si lamenta su John per via di quel fallo non fischiato a Salamita. Batte così il numero 10, fischia, infatti il pallone viene ripreso dalla Piura, era uscito però l'oggetto della contesa, sarebbe stato un potenziale contropiede questo per la Piura e su John. L'Orsa ringrazia e quindi può andare ancora una volta con il pallone qui, sempre contrato da Su John, che ha provato a giocare Blasco. Riprende palla la Piura con l'aiuto di Su John, può andare ancora il numero 8, si riappoggia Chinnici. Chinnici pensa al tiro, ritorna da Su John che gioca di suola, ancora il numero 8, il tiro di Su John. C'è la deviazione da parte di Chillari e quindi calcio d'angolo. Apre la manona il numero 1, dice di no a Su John, che voleva la doppietta personale. Batterà il calcio d'angolo Su John. Accanto a lui Merlino, c'è Lopez al centro del rigore, si aggiunge anche Chinnici, deviazione da parte di Arcoraci, che andrà più lontano che può. C'è la Piura, che però è solo, potrebbe anche accontentarsi di una rimessa, ma preferisce prendere palla e andare lui di sua sponta. Ha cercato in questo caso Lopez, adesso ancora la Piura, rivuole Lopez, fermato da Blasco. Attenzione alla Piura, può pensare anche al tiro,
sempre la Fiura, fermato in calcio d'angolo un'altra volta da Gaetano Previti. Su John può andare al tiro, lo fa partire con qualche attimo di ritardo, rischia pure un tentativo di contropiede qui Salamita. È bravo su John a mantenere le spalle larghe e dirgli no. Lopez prende palla Lopez e poi preferisce ottenere il massimo forse in quella situazione, ovvero una rimessa laterale, facendo sbattere il pallone sopra Gaetano Previti. E allora la Fiura ancora Chinnici, palla sul sinistro, ritorna su John che prova il taglio al centro per Chinnici, esce però il pallone, quindi quando siamo arrivati al 43esimo di gioco è ancora 1-0 per il Palermo. Su John la Fiura pensa al tiro, lo fa partire ma esce, e neanche di tanto il tentativo di Vito La Fiura. Scodella, in questo caso il pallone Lorsa, attenzione a Chinnici che se ne va, ancora Chinnici, anche lui a centimetri dal gol del raddoppio, grande controllo, grande appoggio, grande giocata per liberarsi. Adesso riprende palla un'altra volta Chinnici, la cede subito su John per mantenere vivo il possesso, ancora su John, può entrare, vede Chinnici, ritorna Lopez, la Fiura va col sinistro, esce un tiro al bersaglio rispetto alla porta di Chillari, prima su John, due volte anche, poi Chinnici, adesso la Fiura. John ha toccato il pallone con i capelli e quindi palla buona per l'Orsa, può andare quindi Arcoraci, ancora le parti di Previti, Salamita, la giocata, Arcoraci fermato, viene il pallone in campo, la Fiura lo fa, poi viene fermato la Fiura, calcio di punizione per il Palermo, fermato in maniera preventiva il capitano dei rosanero. Qualche cambio per l'Orsa, rientra in campo Torre, attenzione quindi a Chinnici, su John, ancora viene ripreso dall'Orsa, non riesce a sfruttare il possesso. Lopez aspetta che Chinnici finisca di allacciarsi le scarpe e poi riva col pallone verso la Fiura. Chinnici, la giocata un'altra volta da parte di Chinnici che sta facendo ammattire Arcoraci, è l'ennesima suola, gli propone qui il numero 10 a lui e ai suoi compagni. Altro fallo quindi commesso dall'Orsa. Siamo arrivati a 3, dice il signor Merlino, quando siamo alla metà della ripresa. 1-0 ancora il punteggio, palla per Sugionali che andrà probabilmente alla battuta di questo calcio di punizione, forse vede anche la porta, in realtà è un passaggio per la Fiura. Adesso sì che il pallone va per Sugion che rischia il controllo difettoso, palla ancora per il Palermo che ha rischiato con Sugion poc'anzi. La Fiura, Chinnici, Leto, ancora buono per la Fiura, Sugion, Leto e Lopez. Leto è riuscito per far spazio proprio a Sugion lì qualche istante fa. Lo sta che continua a girare palla del Palermo, ovviamente non ha più tanta
tanta urgenza nell'attaccare, la squadra ospite che in vantaggio 1-0. Attenzione ancora a Chinnici, prova il tiro su John, ancora lui su John, fermato e poi prova a uscire qui Killary e conquista anche un calcio di punizione perché va a toccare il pallone, lo toglie dalla disponibilità di Su John lo travolge per il signor Merlino e calcio di punizione in favore dell'Orsa. Si è fatto male anche Killary. Qualche attimo di pausa per consentire le cure al portierone dell'Orsa Promosport Killary, decisivo, più riprese. Rischia qui Killary, pallone ripreso dal Palermo, subito però ridato a Perdichizzi e va lontano con le mani, perché la Piura la prende Killary che viene quasi invitato da Arcoraci a dargli subito il pallone, che al numero 5 effettivamente arriva, poi Torre, controllo non fortunato, lotta Torre, poi ha ripreso però la Piura, si rischia che finisce fuori. Va lontano, un'altra volta Killary, trova stavolta Torre con più facilità. Arcoraci, Torre, Rignè dietro, quindi può andare ancora il 31. Blasco, fermato da Catania, attenzione ancora al numero 20 che voleva saltare qui Killary, non c'è riuscito. Rimessa in favore del Palermo, la conquistata in questo caso Chinnici. Catania ritorna al 10. Su John, ancora lo scambio su John, fermato e poi conquista palla un'altra volta l'Orsa, gli fa sbattere di sopra alla Fiora, in questo caso Torre, e quindi, come anche abbiamo visto il primo tempo, è time out chiamato dalla formazione di casa che è in svantaggio 1-0. Per ora il tabellino della gara recita questo punteggio in favore del Palermo Futsal. Gol all'8° minuto di Sujon su ribattuta dopo una parata di Killary. Adesso si disseta, così come tutti i ragazzi in campo. C'era uno che riflette anche un po' quello che è stato il tran tran della gara. Poche volte l'intensità si è veramente alzata, due squadre che hanno rispetto l'una dell'altra e che si sono prevalentemente studiate nel corso di questa giornata. Mancano 10 minuti alla fine del primo round tra Orsa e Palermo Futsal Club, perché poi ricordiamo che ci sarà la gara di ritorno una settimana sul suolo amico al Palermo Futsal Club. Poi errore di Perdichizzi, che più che errore è stato condizionato dallo scontro con Sujon. Fischia il signor Merlino, è rimasto a terra su John che si è scontrato con Perdichizzi, che era andato in uscita alta per evitare un eventuale inserimento da parte di Torre e Previti. Arriva quindi un effettivo dello staff che ha in panchina in questo momento il Palermo Futsal Club. Si è fatto male su John, autore del gol dell'1-0, e in questo momento è anche il gol che sta decidendo l'incontro, nonché l'unico che abbiamo testimoniato oggi qui al Palamanno di Barcellona Pozzo di Gotto. Si rialza su John, probabilmente c'è un cambio per consentire quantomeno qualche minuto di riposo al numero 8 dopo la botta. In realtà dice a
mister Gentile che ce la fa. Simone Merlino rimette in campo gli uomini sia di Orsa che di Palermo. Attenzione ancora, il pallone di presa da Gennaro che può andare col tiro deviato. È entrato il numero 22 al posto di La Fiura, sistema i suoi compagni. Gennaro Suggiona la battuta di questo calcio d'angolo, tesa al centro, non trova Gennaro. Tanta ressa adesso in quella parte di campo, quella più esterna rispetto alla nostra postazione. Attenzione poi qua ai continui tentativi di Torre di uscire con la suola. Esce invece Gennaro, non tiene il pallone in campo e quindi la rimessa in favore dell'Orsa Promosport, in cerca di quello che sarebbe il gol del pareggio e che sicuramente darebbe maggior linfa alla formazione di Barcellona di poter poi andarsi a giocare le proprie carte al Tocia tra 7 giorni per stabilire chi andrà poi in finale di Coppa Trinacria. Ovviamente parliamo della fase regionale, entrambe le squadre hanno vinto la fase provinciale di loro competenza. Attenzione poi a Gennaro, anticipato un'altra volta e quindi può andare Torre, che però forse aspetta un po' troppo. In mezzo a 3 Torre riesce a pulire e dà il pallone ad Arcoraci. Attenzione quindi dall'altra parte invece a Previti che aspetta forse un po' tanto, alla fine salta su John, arriva proprio sotto la nostra postazione. Non è su John che ha toccato per ultimo, lui d'esperienza voleva magari dissuadere il signor Merlino. Attenzione poi a Torre, fermato da Chimiche, e poi grande contro la parte di Catania, esce Fillari. Attenzione poi a Torre, arriva poi qua lo scontro con Chimici, fallo commesso da Pietro Previti che ha spinto in maniera anche abbastanza evidente Chimici. 54 quasi sul cronometro di gara e 1-0 in favore del Palermo ancora, mentre ormai siamo entrati nella fase finale dell'incontro. Chimmi Fugion passeggia Fugion, va da Chimici, più libero sicuramente il numero 10, trova la verticale, colpisce Salamita, scodella Cucchinici, trova Catania, fermato. Attenzione Sacchillari che esce, fallo di mano non fischiato, c'è vantaggio perché pallone ancora buono per l'Orsa che può andare sempre con Salamita che riesce nella giocata, riesce anche nel tiro, mani nei capelli per Salamita che aveva fatto davvero un'altra volta un'ottima azione. Fallo cumulativo nel frattempo contato al Palermo Futsal per via di quel tocco di mano che stava quasi per fermare l'azione dell'Orsa. Attenzione ancora su John, apre le parti di Chinnici, poi subentrare il numero 10 fermato all'altro 10 in campo, ovvero Salamita, e di tacco riesce anche a servire Previti. Palla di nuovo per Salamita che gioca, rischia, infatti riprende il pallone ancora una volta Catania, sempre il numero 20 che però viene bloccato da Salamita, ultimo tocco da parte di Catania, quindi palla per l'Orsa. Arcoraci va un'altra volta da Previti, ancora Salamita, se ne va con un'altra ottima giocata, il tiro di Salamita fermato da Perdicizzi, tacco poi da parte del numero 10, deviazione finale da parte di Catania, sarà quindi calcio d'angolo. Sta rischiando adesso il Palermo Futsal, si è acceso tutto d'un tratto Salamita in questi ultimi secondi di gioco, ha già scoccato 2 conclusioni pericolose verso la porta di Perdichizzi, una la parata numero 1 che poi va un'altra volta all'intervento sul tiro di Previti, può scappare però a sua volta Gennaro, esce in maniera anche abbastanza pulita Chillari e poi si arrabbia con Gennaro. Si è arrabbiato Chillari nei confronti di Gennaro, forse si sono detti qualcosa di troppo. Pensa adesso poi
proprio a Gennaro, che ha provato a girare il proprio colpo cercando di bucare Killari, è rimasto a terra. Nel frattempo Previti si tocca la parte del ginocchio, forse una semplice botta, speriamo sia una semplice botta per il numero 18 dell'Orsa Promosport, che in questo momento sta cercando di agguantare nuovamente il Palermo Futsal Club. Per nuovamente ovviamente intendiamo gol che consentirebbe anche il pareggio e rimandare tutto di 7 giorni. Soprattutto negli ultimi minuti è stato molto pericoloso Salamita tra le fila dell'Orsa. Ridà il pallone a Killari Gennaro dopo qualche secondo di tensione, proprio 3-2 qualche istante fa, tutto rientrato. Ci sta ovviamente l'agonismo, la tensione del momento che porta magari a dire qualcosa che normalmente non si direbbe. Contrasto netto qui, il fallo tra Gennaro e Salamita, si sono beccati spesso e volentieri due nel corso della prima frazione. 58 in questo secondo. Mister Gentile praticamente in campo, sta cercando di posizionare perfettamente i suoi. Mancano 120 secondi, qualcosa in meno, qualcosa in più, dipende anche al recupero che darà il signor Merlino. Killari non lo vedete, sta dando delle indicazioni a Salamita, l'uomo incaricato ad andare a battere questa punizione. Ma proprio Salamita per Di Chizzi, bravissima qua a rimanere in piedi e soprattutto a mandare più lontano possibile il tentativo di Salamita, che va anche al tiro un'altra volta, e un'altra volta per Di Chizzi, fa l'intervento, sta salvando il Palermo in questo momento per De Chizzi. Previti batte verso Gaetano Previti, tocco da parte di Catania, quindi rimessa ancora per l'Orsa. Previti sempre dalle parti di Salamita, che prova a giocare con la Suola, non è ancora in campo, anzi no, è uscito, è l'ultimo tocco ovviamente di Salamita, che ha provato a cercare il dribbling. Mancano praticamente 30 secondi alla fine, più recupero. Dai Lori, recupero, dai. Billitteri è entrato in campo per questo finale, per dare freschezza e vivacità al quartetto di mister Natale Gentile. Proprio Billitteri apre dall'altra parte del campo, dove trova Catania. Chinnici, con calma adesso Chinnici, sembra voler rimandare tutto la settimana prossima. Catania poi, la Fiura, anche lui è entrato in campo. Billitteri trova ancora una volta Catania, la Fiura può anche pensare al tiro, ritorna però da Chinnici. Ottima gestione del pallone in questo momento da parte del Palermo. Assenta anche un po' il pressing dell'Orsa, che sta difendendo a quadrato in maniera sistemata, ma che aiuta quello che è l'obiettivo del Palermo, ovvero perdere tempo e cercare di andare comunque qua con la Fiura. Deviazione finale poi da parte di Billitteri, è rimasto a terra un giocatore dell'Orsa. Si tratta di Blasco. Signore, è finita! Palla per Killari, che la fa rotolare per permettere anche a Blasco di rientrare in condizione. Anche l'Orsa non sembra tanto volenterosa ad aumentare il suo bacino di... Mancano 2 minuti alla fine del tempo, quindi siamo al 61, chiuderemo al 63esimo. Billitteri riappoggia, Chinnici, Catania, rischia Catania, riprende palla Blasco, atterrato, calcio di punizione.
Da una parte c'è il Palermo che non vuole subire gol per mantenere il vantaggio fino alla gara di ritorno, all'altra c'è anche l'Orsa che anche dalla semiotica che stiamo vedendo dai componenti della panchina giallo-bianca dicono di stare calmi, di non rischiare. Forse anche loro vogliono giocarla in virtù di una rimonta e comunque è solo di un gol, sarebbe solo di un gol. Quindi nel calciacino sappiamo che ovviamente si tratta di una distanza davvero molto ravvicinata. Palla comunque per Chinici che si riappoggia alle parti di Catania, rischia però la Fiura. Salamita aveva portato avanti da solo il pressing, ha rischiato Capitan La Fiura. Adesso con tutta la calma del mondo mancano 40 secondi alla fine. Bilittelli. Il tocco di Luca Bilitteri. È finita! 10 secondi alla fine. È finita! Previti. È finita! Scorella Previti va dalle parti di Salamita che può girarsi, attenzione all'ultimo tocco che è del Palermo Futsal, così come la vittoria finisce 1-0, basta il gol di Sujon all'8° minuto del primo tempo di cortomuso, come direbbe un allenatore abbastanza famoso. Vince il Palermo Futsal Club, vince forse neanche tanto convincendo come le ultime uscite, ma stiamo parlando di una squadra che è arrivata seconda nel suo girone di Serie D, che è arrivata a vincere la Coppa Trinacria di provincia, una squadra organizzata così come l'Orsa Promosport, che rimanda tutto a sabato prossimo. Il fischio di Michele Merlino è anche il fischio che sancisce la fine della nostra partita, della nostra diretta. Grazie a tutti per averci seguito qui dal Palamanno, da Gabriele Rispetta e qui per sentirci con lo spettacolo del calcio a 5.